Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati in questa puntata estiva. Oggi mi trovo a Genova, proprio vicino al famosissimo acquario, per parlarvi questo venerdì di frutta e di verdura di stagione. Oggi il sole, insomma, sappiamo di giugno, comincia a farsi sentire sulla pelle e allora noi approfittiamo di colori accesi, profumi inebrianti, tanta freschezza come quello della frutta e verdura di stagione, la frutta dell'estate che soprattutto di seta rigenera e ci fa subito sentire in vacanza. Il nostro viaggio inizia come sempre facendo scorta di vitamine dai supermercati Bosco di Trieste, passeggiando nei punti vendita di Via del Coroneo, la nuova apertura di Via Pirano e approfittando anche dell'ampio parcheggio disponibile, possiamo ad esempio fare scorta delle prime albicocche oppure ancora i meloni profumatissimi, le angurie pronte a rinfrescarci e naturalmente le regine indiscusse del mese, le pesche. Eh sì, perché proprio parlando di pesche, a Trieste giugno fa rima anche con una tradizione semplicissima e intramontabile, le famose pesche col vin. Un dessert d'altri tempi, però sempre buonissimo ed effetto. Semplicissimo da preparare, basta tagliare le pesche a spicchi e lasciarle riposare in una caraffa con del buon vino. E per non sbagliare abbinamento, la cantina dei supermercati Bosco vi offre un assortimento pazzesco di vini del territorio, ma anche vini italiani. Il mio consiglio? Provate a prepararle con un istriano fresco, una malvasia istriana fresca o un calice di friulano leggermente aromatico che ha con le sue note mandorlate la capacità di esaltare la dolcezza della pesca senza coprirla. Provate per credere. E poi insomma la vostra spesa può continuare perché ai supermercati Bosco ogni settimana ci sono tantissime offerte, c'è la frutta fresca di stagione, potete anche scoprire quale è più vantaggiosa per voi e prodotti a chilometro zero del Carso Triestino, per esempio il prosciutto Bosco, la birra Bosco, la pizza Bosco, tutto insomma a chilometro zero. Sul sito supermercatibosco.com potete trovare tutti gli assortimenti, i volantini aggiornati con le offerte del momento che trovate anche sui social e scegliere il vostro punto vendita preferito in tutta la città. Ce ne sono tanti, non vi resta che andare a scoprirli. Se siete in centro, ad esempio, via del Coroneo un ampio parcheggio, via Pirano la nuova apertura e ancora molti altri fino insomma a Opicina o la zona più vicina a casa vostra o al vostro posto di lavoro. È venuto il momento della ricetta del giorno, però oggi andiamo a preparare una millefoglie estiva alle albicocche e al limone. Oggi voglio proprio un dolce fresco, croccante, scenografico, perfetto per i pranzi all'aperto di questo mese, la famosa millefoglie estiva con crema diplomatica, albicocche spadellate e timo limone. Siete pronti? Per 4 persone vi serviranno un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, la trovate già pronta ai supermercati Bosco, 250 ml di crema pasticcera e 100 ml di panna fresca da montare per la crema diplomatica, 8 albicocche sode e mature, un cucchiaio di zucchero di canna e un pezzetto di burro, qualche rametto di timo limone fresco, zucchero a velo per decorare. Andremo quindi a srotolare la nostra sfoglia e bucherelliamo tutto con una forchetta. Andremo a spolverizzare con un po' di zucchero a velo e cuoceremo in forno per 200 gradi per una durata di circa 15 minuti, finché non sarà dorata e caramellata. A questo punto andiamo a lasciare raffreddare e poi le taglieremo delicatamente in piccoli rettangoli uguali. A questo punto laviamo le albicocche e le tagliamo a spicchi, in una padella facciamo sciogliere il burro con lo zucchero di canna, uniamo le albicocche e qualche fogliolina di timo e limone, spadelliamo a fuoco vivo per appena 2 o 3 minuti. La frutta, attenzione, deve caramellare ma rimanere soda, lasciate raffreddare a questo punto. Poi prepariamo la crema, andremo a incorporare delicatamente la panna montata alla crema pasticcera fredda, otteniamo una crema diplomatica soffice e vellutata e infine creiamo la millefoglia alternando uno strato di sfoglia croccante, ciuffi di crema diplomatica, aiutatevi con una sac à poche e gli spicchi di albicocca caramellata al profumo di timo. Fate 2 strati, chiudete con la sfoglia, una spolverata di zucchero a velo e servite subito per mantenere la massima croccantezza.
A questo punto, dopo che abbiamo preparato un dolce elegante, è importante saperlo servire nel modo corretto. E allora, se volete preparare un dolce così bello e delicato, tagliare le sfoglie senza romperle e affettare anche le albicocche con precisione chirurgica richiede strumenti perfetti e soprattutto affilati. E qui entra in gioco Filotensili Natisone a leproso di Premariacco, dove trovate tutto per il taglio, dalla cucina all'hobbistica, ai boschivi, al taglio professionale, insomma, ognuno sarà soddisfatto per quanto riguarda gli utensili da taglio, sia per la filatura che per l'acquisto. A Filotensili Natisone vi aspetta a leproso di Premariacco. E poi noi invece vi portiamo a scoprire una cucina dove potete preparare questi deliziosi piatti, questi dolci fantastici e tutta la frutta che volete con un ripiano in marmo bellissimo a prova di macchia, che non si macchia mai. E non solo, potete fare di più con quel bellissimo ripiano in marmo originale solo per voi. Potete anche cucinarci sopra. E come? Grazie alla Cooking Surface di Francescut Marmi potete preparare la vostra crema o spadellare le bicocche anche direttamente sul marmo naturale, perché si tratta di un brevetto K-Marble, ovvero un marmo che non si macchia mai, per un'esperienza da veri chef. Ad esempio, se cade dello zucchero caldo o del succo di frutta non dovete temere, perché la superficie è completamente impermeabile, è resistente alle macchie e la magia del piano induzione totalmente invisibile integrato sotto la lastra trasforma la vostra cucina in un open space di puro design. Provare per credere, non solo avrete un ripiano in marmo e una cucina solamente vostra, originale e inimitabile. Francescut Marmi vi aspetta a Casarsa della Delizia, oppure cercate facilmente su Google Marmi Francescut e li troverete subito. Francesco è pronto per illustrarvi tutte le sue soluzioni per la vostra cucina, il vostro bagno, qualsiasi altra superficie di casa vostra. È il momento di andare però ora ad alta quota. Dopo un pieno di dolcezza noi ci rinfreschiamo fuggendo verso le nostre splendide montagne per chi soffre già i primi caldi. Prima tappa Camporosso, ovviamente, dove c'è Davide. La scorsa settimana abbiamo fatto una bella chiacchierata con Benvenuta sulle grappe, potete anche andare a rivedere la puntata sulla nostra pagina Facebook. Stavolta invece vi ricordo che potete fare una bella sosta rigenerante il 20 di per esempio di giugno ci sarà un appuntamento per tutti gli appassionati di corsa e non solo, con un trail in tutta la Valbruna, magari un appuntamento per fare un salto un po' più in là e andare a Camporosso a visitare David, assaggiare i loro ottimi affettati poi dopo la corsa e fare scorta anche delle loro confetture di bosco, un vero e proprio concentrato d'estate, visto che abbiamo parlato di frutta. Invece, se poi volete proseguire verso Sappada, lì Alimentari Cardis vi riporta a quell'aria che profuma di bosco anche nel piatto, coi formaggi di malga che si sposano benissimo con la frutta fresca. E infine a Cortina d'Ampezzo non ricordatevi che vi aspetta la pasticceria Ghedina. Se amate infatti i dolci con la frutta, le loro crostate moderne e mignon d'autore sono delle vere opere d'arte che celebrano i sapori genuini della montagna. E insomma, che volete di più? A Camporosso c'è David che vi aspetta con i suoi affettati e poi potete fare un salto agli Alimentari Cardis a Sappada, dove potete anche ordinare il vostro pranzo già pronto. E infine pasticceria Ghedina per un tocco di dolcezza. Abbiamo il nostro consiglio finale, il consiglio di bellezza, anzi la ricetta di bellezza. Andiamo a prepararla così. Prima di salutarci chiudiamo con la ricetta cosmetica naturale. Oggi pensiamo a come riparare la pelle dal sole di giugno. Che cosa ci servirà? Andremo a frullare la polpa di 2 albicocche mature che contengono vitamine e beta-carotene con un cucchiaio di yogurt bianco e un cucchiaio di miele, magari quello millefiori che trovate da David. Applicate sul viso pulito per 15 minuti e poi risciacquate con acqua fresca. La vostra pelle sarà idratata, vellutata e assolutamente radiosa, ve lo garantisco. È tutto per oggi, un saluto da Genova e noi ci ritroviamo ovviamente in Friuli Venezia Giulia con Radio Chef. Il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo per scoprire gli eventi del Friuli Venezia Giulia e venerdì invece torneremo a parlare di tradizione, d'estate, di profumi e sapori. Vi darò dei consigli proprio per chi ama ad esempio la corsa, quali sono gli appuntamenti da non perdere, come coniugare il piacere per la corsa al trekking con quello per la buona tavola. Un saluto a tutti, un buon fine settimana ovviamente da Radio Chef. Ciao!